Noi siamo convinti che anche la politica deve capire cosa è accaduto davvero, tirare alcune conseguenze, come ci hanno dimostrato gli autori, il presidente Rizzo oggi in prima persona, saper reagire e trovare le modalità per passare da un dramma, perché la vicenda giudiziaria che ha travolto molti dirigenti d'azienda, ma anche la classe politica veneta, come passare da una tragedia, da una situazione di difficoltà a un rilancio per un'opera fondamentale per la nostra regione, una delle più grandi infrastrutture idrauliche al mondo che può salvare la città più bella del mondo. Questo libro è sicuramente, come dire, a leggerlo può rappresentare più storie, cioè una serie di storie all'interno di una storia. E quello che abbiamo voluto dire sostanzialmente può essere sintetizzato in tre aspetti fondamentali. Il primo, noi abbiamo provato a salvare una realtà così importante come Costruttiva, come un consorzio di cooperative che raggruppa 80 imprese, lo abbiamo provato a salvare attraverso quello che era il cambiamento e la discontinuità, riconoscendo serenamente quelle che erano state le cose che non si dovevano fare, ma che erano state purtroppo fatte, e siamo ripartiti da lì, da sotto zero, in salita, però abbiamo capito, e alla fine i risultati ci danno ragione, abbiamo capito che era l'unica scelta che si doveva e si poteva fare, azzerare tutto e ripartire. Roba faticosa, ma che ne è valsa la pena fare. E abbiamo cambiato anche il nostro modo di confrontarci con il mondo esterno, abbiamo cambiato il nostro modo di intendere il fare impresa. Non si fa impresa a tutti i costi, non si chiudono i bilanci in attivo a tutti i costi, si fa impresa in base a quello che sono le norme, in base a quello che sono i diritti delle persone, e se l'impresa va bene, bene così, se l'impresa va male si fanno altri discorsi, ma scendere nell'ambito della illiceità, questo no, soprattutto per chi fa parte di un mondo, quello della cooperazione, che ha dei valori che sono lì da 200 anni e che noi non dobbiamo mai perdere di vista, perché quando li perdiamo di vista poi succedono le cose che sono successe nel 2014. E ricordarlo è un modo per vedere di non ricaderci più in quegli errori, perché non parlarne non è un buon segno, anzi io lo considero un segno di debolezza. Parlarne serenamente è invece un segno di forza, perché significa che si è capito cosa è successo, si è capito quello che non si doveva fare e da questo si trae un insegnamento per quello che è il presente e soprattutto per il futuro.